Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo i nati del 5 marzo e quali influssi questi nati ricevono dalle costellazioni nel giorno della loro nascita. Prima però di iniziare con questo approfondimento vi invito, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Grazie. Dunque questi nati hanno, come tutti i nati nei vari giorni, le proprie caratteristiche. Loro hanno l'influsso del dominatore mensile, la costellazione che per prima viene visitata dalla Luna e che è della stella Capo, e la seconda costellazione che è la costellazione di opposizione. Dunque di base noi analizziamo questi tre valori, tralasciando comunque tutte le altre costellazioni che compongono il quadrato di nascita per questi nati, vale a dire l'elenco delle costellazioni visitate dalla Luna nell'arco della giornata della loro nascita. E tralasciamo anche quelli che sono gli elementi di personalizzazione, vale a dire quello che risulta corrispondere in base alla data e all'anno e all'ora di nascita al dominatore del giorno settimanale e al dominatore dell'ora di nascita, che influenzano comunque in modo a volte anche determinante, migliorando o peggiorando, a volte ribaltando completamente alcune previsioni che possono comunque essere valide più o meno per tutti i nati di questo giorno, chiaramente. Allora, quali sono questi tre elementi? Il dominio mensile appartiene alla costellazione Ariete, in quanto anticamente Marzo è associato appunto alla costellazione Ariete. La stella Capo è, vale a dire la prima costellazione attraversata dalla Luna oggi, è la costellazione Acquario, e in opposizione abbiamo Scorpione. Cosa indica dunque per questi nati questo trittico di forze? Intanto, per cominciare, Ariete appartiene a Marte e ha delle caratteristiche tipiche del Marte diurno, vale a dire impetuosità, coraggio, intraprendenza, la voglia di emergere, intraprendenza, ma anche quell'animo iniziatore. Ecco, loro sono quelli che danno l'avvio alle cose. Del resto è il primo segno zodiacale che apre, adesso non è il segno che stiamo guardando, chiaramente la costellazione, però questi valori si ritrovano anche nei segni zodiacali. Torniamo però agli altri influssi. Abbiamo visto dunque c'è questa bella spinta di fuoco che proviene dalla costellazione reggente il mese di marzo e che incontra Saturno. È chiaro che se dovessimo guardarla proprio in base alla positività o alla negatività che questi dominatori tradizionalmente donano laddove vanno a posizionarsi, allora potremmo dire che insomma non è che proprio sia il massimo, ma in realtà per quanto riguarda le costellazioni, per quanto riguarda questi nati, ci dà un indizio importante, vale a dire che questi nati comunque tenderanno a lottare per far valere le proprie opinioni, le proprie idee, e Saturno comunque imporrà una certa solitudine, un certo grado di solitudine. Non significa necessariamente che questi nati non avranno una famiglia o un partner o qualcuno che li ami o loro a loro volta che amino, assolutamente no, non intendo questo, però vorrà dire che in molte circostanze potrebbero sentire comunque un senso di solitudine, anche se staranno magari combattendo, pensando di farlo per la propria famiglia. In realtà la costellazione che si oppone alla prima, vale a dire Scorpione nel loro caso, indica proprio che avranno veramente tanti nemici o tante prove da superare, sebbene la prima costellazione Ariete garantisca comunque il successo, nonostante certi importanti anche sacrifici. Dal punto di vista caratteriale, dunque, questi nati sono intraprendenti, ottimisti, signorili,
nello stesso tempo anche previdenti, perché comunque la razionalità e la mente lucida di Acquario gli permetterà di calcolare e talvolta anche di prevenire quegli impulsi tipici della costellazione Ariete. Saranno anche comunque dinamici, sinceri. Ecco, questo forse aspetto li metterà maggiormente in difficoltà nella loro vita perché probabilmente talvolta saranno anche troppo sinceri e questo potrebbe metterli in qualche difficoltà. Per quanto riguarda gli studi, questi nati sicuramente preferiranno tutto quello che ha a che fare con la tecnologia, ma anche con l'industria, con la storia ehm, e tutto quello che parlerà anche di eh, corpi armati, cioè, a loro piacciono queste cose tipicamente marziane che però sposano anche una visione moderna, futuristica, eh, pertanto saranno sicuramente validi nelle materie scientifiche o a carattere storico, perciò nei percorsi di studi di questa natura. È chiaro che comunque a definire bene gli influssi per ciascuno di questi nati saranno proprio quei dati che abbiamo omesso, che sono le personalizzazioni che provengono dal giorno settimanale di nascita e dal dominatore dell'ora di nascita. Detto questo, guardiamo quali sono le altre esperienze che questi nati potranno trovarsi a vivere. Questo Scorpione in seconda posizione amplifica, aumenta moltissimo anche associato soprattutto alla costellazione Ariete. Qui ci troviamo con Marte in due posizioni strategiche e importanti che indicano come questi nati potrebbero perdere l'interesse per le cose che fanno, distrarsi per inseguire magari situazioni libertine oppure una passione del momento. Questo potrebbe far ritardare la loro fortuna, che se invece si applicassero rendendosi conto o consapevoli di quali sono questi influssi appunto che li spingono a seguire di pancia certe emozioni e certi stimoli, dunque se non seguissero queste cose e anticipassero o esorcizzassero questo genere di influssi, sicuramente avrebbero modo di conoscere un'ottima fortuna. Comunque in ogni caso la fortuna è benefica, si intende benefica. Il fisico forte, questo bell'Ariete che dona queste capacità di recupero anche molto ottime. Una caratteristica di questi nati, comunque una caratteristica che accomuna tutti i nati che possiedono dei valori di acquario abbastanza importanti, è il fatto di avere un colorito rosso, rosso maltelo. Io per esempio, secondo l'astrologia moderna, ho l'ascendente acquario e effettivamente sono sempre stata ramata. Certo, adesso gli do una manina, però il biondo ramato è sempre stato il mio colore. Bene, io così, tanto per parlare. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Noi ci troviamo per affrontare e ad analizzare poi i nati del 6 marzo, sempre qui su questo canale, sempre alla stessa ora. Un abbraccio dalla vostra Hildegarda.